Niente, a me sta venendo il desiderio di prendere sta trappola qua, porca miseria. Si chiama Feiyu G6 Plus, è un gimbal, ossia uno stabilizzatore elettronico. Poi lo stanno provando con la mia macchinetta, quel tipo gliel'ha dato in mano, diciamo, un neofita, un suo amico, e sembrerebbe una figata, veramente una figata per le riprese stabili, no? Quasi quasi, porco cane. Ma sì, dai. Ma facciamoceli sti regalini ogni tanto, dai. Tra l'altro oggi mi devo trovare con Ezio, no? Perché domani, che è sabato, andiamo a cena tutti quanti con i zingani, andiamo a mangiare una pizza fuori, ci sarà anche la Valeria del Vikings, no? E però nel frattempo magari ritornavamo, visto che siamo tra virgolette lì in zona, a vedere il castello di... Porco cane, sapevo che me lo dimenticavo. Il castello di Ragogna e l'ossario militare, se c'è spazio per tutti e due i camper per parcheggiare, no? Oh, io magari intanto prima di partire sentiamo, facciamo un attimo uno stop veloce e volevo fermarmi in un tabacchino che ricarica le carte prepagate PayPal, perché ho solo quella, e vediamo però se la ricaricano col bancomat, se no è un casino, bisogna andare prima in banca a prelevare, tornare là. Anzi no, mi sa che è un casino, sì, mi conviene andare a prelevare prima, quasi quasi. Diciamo, ero un po' a risparmio, no? Nonostante vabbè, avessi messo via i miei soldini eccetera, però sai, adesso stiamo iniziando a metterci a lavorare in proprio, però effettivamente sto strafante potrebbe servirmi poi anche per fare dei video. Io non ho mai fatto un video professionale, nel senso dall'inizio alla fine, perché faccio sempre i miei vlog cazzata e insieme metto qualche bello spezzone tagliato bene con le musichette e tutto quanto. Potrei provare a titolo di demo, di portfolio, così, di fare un video di quelli carini, seri, da poi mostrare, non so, per fare video eventi, matrimoni, quelle cose lì, insomma. E il gimbal, o chiamalo come vuoi, sì, quello mi è indispensabile. Certo, fai sempre brutta figura, no? Se devi fare un servizio professionale, presentarti con una compatta, quello sì è un grandissimo problema. Certo, questa compatta è una RX 100 M4, cioè è l'unica professionale compatta, però la gente non lo sa, vede la trappolina e dice cazzo, sto qua mi viene qua col giocattolo da 100 euro, però insomma adesso vedremo. Se dovessi iniziare un po' anche andare avanti bene questo lavoro, magari mi prenderò anche una reflex, purtroppo solo per questo motivo qua, perché la RX100 fa di quei filmati fantastici, però sai, ti presenti con una reflex magari anche da 50 euro, però fa scena la reflex, no, grande. Purtroppo la psicologia funziona così. Sta trappoletta mi farebbe anche dei video fantastici in 4K, solo che non posso fare video in 4K per il vlog. Video in 4K mi può andare bene solo esclusivamente quando devo fare, non so, delle riprese dove poi metto sotto la musica. Certo, non posso usare lo slow motion nel 4K, il 4K mi andrà solo a 25 fotogrammi al secondo, che è la percezione reale, no, del movimento. Credo che però con questo gimbal, questo stabilizzatore, si riuscirà, diciamo, a coprire un attimo questa mancanza dello slow motion nei video in 4K, in quanto lo slow motion io lo uso anche spesso per stabilizzare, per togliere quell'effetto tremolio, hai capito, cambiamenti di direzione eccetera. È per quello che uso spesso lo slow motion, perché non ci andrebbe in tutte le situazioni, hai capito? E buongiorno Italia, allora Alessio è arrivato come ti avevo anticipato, adesso proviamo a fare un simpatico esperimento, no? Il Zingano, ovviamente con Alessio in parte che mi riprende, prova a guidare, o meglio a fare il giro qua, un giro abbastanza stretto, dopo vedrai, dell'isolato, e a parcheggiare il furgonato per la prima volta, perché il Zingano è abituato a guidare le macchine una volta e un camper adesso, quindi visto che parlano sempre dell'agilità dei furgonati eccetera eccetera, in più questo ovviamente anche l'idroguida, vediamo adesso la differenza per chi lo prova per la prima volta. Yeah, eccoci qua già nel posto di guida. Ok, già come posizione di guida fammi vedere, Sì, simile al mio, simile al mio. Ecco. Diciamo le macchine sei un po' più sdraiato anche coi piedi, no? Qui hai i piedi abbastanza dritti, sì, beh, siamo in un furgonato, non siamo in un'auto. È d'accordo anche Bussi, vero che Bussi, bello avere l'autista, eh? Non ci capita mai a noi di avere l'autista. Eccolo, Allora, si mette la cintura. Cintura di sicurezza. Adesso Ezio ovviamente poi anche i braccioli qua, eh? Vediamo, ok, io e Ezio siamo alti uguali. Allora, giriamo a metà. Bella quella ha degli molta altri. più lucetta della mia, del mio intanto. Aspetta che mi spengo la radio, giustamente come le donne che spengono la radio per vederci meglio, no?
Ok, frizione ovviamente si sente che è una cosa già molto più moderna del mio. Retro, allora immagino su e così. Ok, adesso Ezio ha una bella finestra nella parte cucina che è eccellente per vedere le macchine che passano. Hai anche la telecamera. Ah, anche la telecamera. Sì, a parte che col riflesso del sole. Io andrei. Però vedo che ho una macchina lì dietro, vado avanti pianissimo. Allora intanto col servo sterzo è una figata unica. Aspetta, pianino. Ma ci sto andando. Perché non vedo? Aspetta. C'è una macchina là, perché non la vedo qua? Perché non Quella gli stai nera. andando contro, è distante. Sicuro? Sì, Posso sì. andare? Dai, è vero che Ezio è 6,5 metri e non 42,73. Ecco qua, adesso l'ho schivata. Beh, allora intanto l'idroguida è una cosa indescrivibile. Oh, adesso proviamo finalmente la mia prima curva, quindi seconda, adesso facciamo passare la macchinetta rossa dove vai. Dai, non Dai, passa, tiralo un po' su, dai. Pensavo che andassi in paese. Ok, perfetto, quindi qua mi stoppo anche. Facciamo passare le macchine, Sì. meglio. Triangolini significa che voi avete la precedenza, Eccola, mi guardano come per dire cazzo, guarda che bravo Cazzo, che è quello. va in giostra. Ecco, l'idroguida lo senti 1000 volte più leggero, è una cosa veramente imparagonabile. Entrare là ci rischiamo, mi dai una mano? Sì, vai, Perché qui è molto allarghi, stretto, allarghi. Molto stretto. Allarghi un po'. Ok, quindi allarghiamo qua. Allarghi Io metterei bene. prima perché è la prima volta No, che è la prima volta che guido fulminato. Eh, Anche perché Ezio comunque è più lungo di me, È più lungo, Ok, va, qua. va considerato. Vado? Qua? Sì, sì. Sì, lui ha le ruote alla fine. Essendo un passo più lungo bisogna stare attenti a non pizzicare la ruota sui cordoli, perché è un passo più lungo per cui va allargato un pochino di più, ma Da prendere a mano, però tra servo sterzo e ovviamente sospensioni. vai in paese, nuove, dai, vai a tutto farti un quanto. giretto. Ah, facciamo la rotonda di là, dai, e basta. Sì. È tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Vediamo un po' come Sì, si comporta poi- con le curvette. Io vado sempre piano perché è la prima volta che guido una cosa. Sì, guida oserei dire automobilistica, sì, senza alcun tipo di esagerazione, guida automobilistica. Certo contano molto anche i tipi di sospensioni, perché qua stiamo parlando di un mezzo molto più moderno del mio e quindi già solo le sospensioni e l'idroguida fanno la differenza sostanziale. Poi vediamo adesso quanto siamo, 50 all'ora, ok, che è la mia velocità massima di crociera. Curvetta, no, alla grande. Diciamo non lo senti dondolare, cioè le sospensioni lavorano in verticale con le buchette, no? Ma non senti che si sposta a destra e a sinistra tipo il mio. Adesso qui abbiamo una bella rotonda Prova a prenderla allegra, e allegra. magari in seconda, non in Qua- terza, tirala un po' su. Qua siamo a 30 all'ora. Fai un altro giro più allegro, tanto non c'è nessuno. In seconda? No, mi sono Sì, terza. in seconda puoi tirarla un po' su di giri, accelerare un po'. Beh, diciamo che credo che andare su in montagna con questa è tutta un'altra storia, ragazzi, sì, quello sì. Sì, lo senti come risponde anche proprio nella curva stretta, quindi dove c'è quell'attrito, diciamo, di ruota e forza centrifuga, e risponde in maniera veramente eccellente. Diciamo che con un mezzo così io collezionerei tanti di quegli autovelox che non hai neanche idea, perché qua siamo veramente a livello auto. Sì, anche più stretto, c'è da dire che è più stretto, quindi è più agile anche per Questa quel è una cosa che motivo. mi interessava tantissimo, la potenza e la ripresa. Tu quanti cavalli ha? 150. 150, poi Sì. sono tanti. Sì. Però diciamo non... È elastico come motore, Sì, molto elastico. però senza che Ezio si offenda o fraintenda, 150 cavalli da non paragonare a quelli di un'automobile. Chiaro. Perché giustamente si porta dietro molto più peso e tutto quello che vuoi. Quindi sì, senti la potenza, ma chiaramente non va come una macchina da 150 cavalli. Certo, ti
10-20 volte più potente del mio, anche 30, quello sì, niente da dire. Oh, adesso arriva quella che per me è la cosa più difficile, il parcheggio. Zingaro ha avuto sempre, a parte con la Smart che faceva di quelle Evolution, estremi problemi di parcheggio, più che altro quelli in retro. E qua vediamo, posso andare avanti? Sì, ancora un pochino poco, però ecco, sai già. Ecco là, ho parcheggiato storto, però vabbè, tanto noi adesso Allora drizza, no? c'è nessuno dietro, no? No, non c'è nessuno, vai tranquillo. Dietro non c'è nessuno. La Jeep di prima, è là, boh. Ecco. Ok, il camionazzo. Ecco, adesso ti metti dritto. Ecco qua, cioè io qua avrei già i nervi delle spalle che lavoravano in modalità palestra. Con l'idroguida ce lo giri con un dito, guarda, ma non è un modo di dire, cioè proprio con un dito. Sì, è come una vettura da quel punto di vista lì. Sì, porca miseria, veramente. Figo cazzo. Vedi, secondo me una delle prove migliori in questi casi è far provare le cose a un inesperto. Questa cosa me l'ha data di ispirazione un ragazzo che provava un gimbal, che è uno stabilizzatore per fotocamere, per capirci, che si ha fatto tutte le sue prove, però cosa succede? Lui ha anche una certa conoscenza di come funzionano quelle cose, i movimenti da fare, la mano abituata, eccetera. Quindi lui si ha fatto tutta la sua prova e recensione, dopo ha detto adesso glielo diamo a un mio amico che proprio non ha mai usato macchine fotografiche, che non ne capisce niente, eccetera eccetera. Effettivamente vedevi che la storia cambiava decisamente. Quindi anche il discorso manovrabilità dei furgonati e tutto quello che ci va dietro, secondo me è una buona cosa che l'ho provato a farla io, in quanto non ne capivo assolutamente niente e soprattutto non ho mai guidato un furgonato, insomma, ecco. Qui non c'entra, ma mi rendo conto di quanto sei bravo a riuscire ad essere completamente naturale, a parlare guardandoti nello schermo. Terribile, terribile, no. Sei proprio bravo. È che non devo ridere perché ho ancora il dente qua, no? Perché finché non è spurgato non mi rimettono sul dente, no? Allora è brutto. No, io veramente andrò a farmi un videocorso di come imparare a filmarsi.